Presidente, facciamo vedere i danni provocati dal maltempo alle ciliegie. Ecco, si iniziano a vedere proprio la spaccatura attorno al manico, che è proprio il tipico del ristagno d'acqua che si forma durante le piogge e dopo verrà accentuato durante la notte quando si abbasseranno le temperature, perciò questo danno diventerà più uniforme su più ciliegie. Il maltempo non dà tregua. Dopo la pausa di mercoledì è ripreso a piovere anche in maniera intensa su tutta la fascia pedemontana. Sull'altopiano è tornata la neve dai 1400 metri in su. Questa è la situazione a Campomulo, che si presenta coperto da un leggero manto bianco. Ha nevicato anche sul gruppo del Carega e sul Pasubio. A farne le spese è in particolare il settore agricolo e nel territorio marosticense la produzione delle ciliegie. Le ciliegie vanno raccolte asciutte, perciò qua bisogna che passi mezza giornata di sole con aria in modo che vengano completamente ad asciugate, dopo si valutano i danni effettivi e si cerca di raccogliere qualcosa, ma qua probabilmente andrà perso tutto, insomma, stando alle previsioni, insomma. Le previsioni meteo infatti non promettono nulla di buono, almeno per le prossime 24-48 ore. Troppo per queste ciliegie che non potranno essere raccolte in tempo per essere vendute. Circa un terzo della produzione andrà perso proprio a causa delle piogge. Comunque bisognerà staccarle perché se le lasciamo qua a marcire sugli alberi possono portare infestazioni di malattie fungine e parassiti, insomma, perciò è un doppio lavoro. Diciamo che mettere in fila una stagione che sia completamente positiva, che raccoglie tutto, di solito si scrive sul calendario come un'annata particolarmente felice. Gli ultimi anni è più complicato tutto, in agricoltura è diventato più complicato tutto.